Quella contro l'Olbia per la Nuorese, oltre che una festa sportiva per la promozione in eccellenza, è stata una prova di maturità, la dimostrazione che i verdi-azzurri potrebbero con qualche ritocco ben figurare nel massimo campionato regionale. Michele Artedino, presidente della Nuorese, oggi un amichevole di lusso per festeggiare questa cavalcata vincente che vi ha visto trionfare nel campionato di promozione. Sì, oggi per noi è una giornata di festa, abbiamo deciso di festeggiarla con l'Olbia, sicuramente futuro vincitore del campionato di eccellenza, e anche oggi vale come misura per riuscire già a capire il nostro livello per il prossimo e futuro campionato di eccellenza. Potrebbe essere un passaggio di testimone, voi che andate in eccellenza, loro che vanno in Serie D, insomma una giornata ben augurante. Beh, assolutamente sì, è sicuramente un bel momento da vivere insieme alla società dell'Olbia, a quale noi siamo sempre stati molto vicini, e loro altrettanto a noi. Abbiamo deciso, anche se loro non hanno la matematica, di voler festeggiare questo bel momento assieme oggi qui al Paolo Croveri. Voi state già pensando al futuro, oggi un primo approccio con la realtà dell'eccellenza, insomma avete tanti giocatori giovani che oggi si sono messi alla prova. Insomma. Noi lavoriamo già sull'eccellenza da diverso tempo, già da un mese, perché a parte la matematica eravamo sicuri del passaggio di categoria, sicché siamo già con un serio programma di lavoro per il prossimo campionato, dove ovviamente non do ancora la certezza di essere il presidente che continuerà questa avventura se non risolveremo qualche piccolo problema, però sicuramente stando io al timone ancora della squadra del prossimo anno per fare l'ennesimo campionato di vertice, assicurare alla Nuorese sicuramente un'annata seria. Vi state già guardando intorno, l'aspetto tecnico, i giocatori, insomma, o aspettate la fine del campionato? No, si aspetta la fine del campionato, io sono riconoscente a questa grande squadra come al mister, che noi abbiamo un grande mister, in questa categoria è nettamente il migliore, l'ha dimostrato, i ragazzi sono stati eccezionali, con rispetto di tutti confermiamo già la squadra completa per il prossimo anno, poi tutte le mosse verranno cammin facendo, decideremo più avanti.